Quest'oggi siamo in compagnia della dottoressa Dalgisa Biondi, nota scrittrice e storica. Ci siamo accorti che nel 2024 purtroppo la cultura della lingua siciliana per molti giovani si sta perdendo. Perché secondo lei? Perché per un fatto economico, secondo me, perché in realtà si perdono le lingue dei popoli che sono costretti a migrare per trovare lavoro. Noi non lo sappiamo, ma molte delle lingue africane si perderanno perché molti africani stanno venendo da noi e così è accaduto per la lingua siciliana. E quando i nostri nonni si sono dovuti spostare per migrare, per fare in modo che la regione si riprendesse dalla miseria della seconda guerra mondiale, e gran parte di questa che era la nostra cultura e le nostre tradizioni si sono perdute. Ciò non è senza speranza perché ovviamente potrebbe la scuola fare da volano e mi pare che c'è da parte della regione un progetto che è quello di inserire un'ora almeno di lingua siciliana nel percorso scolastico. Progetti per il futuro, dottoressa? Allora, è un progetto, è nato come sogno e i sogni devono diventare progetti. È quello di costituire una piccola casa editrice che si occupi di cultura siciliana. Sciascia ha detto che la Sicilia ha una caratteristica, che è quella di essere un continente. E così, io che ho viaggiato in Sicilia abbastanza, posso dire che onestamente quest'isola posta al centro del Mediterraneo può essere il centro di tutto e può del proprio centro, nel senso che potrebbe persino bastare a se stessa, per cui vorrei occuparmi di siciliani, maggiori e minori ovviamente.